Questa lingua sarda sono sicuro che sarà mera importante e non dato più su verdi, poi vai parte della nostra essenza. Un saluto a tutti. Noi dobbiamo studiare, a fuedare, a scrivere e a fare tutto la vita nostra di ogni giorno in sardo. Commenti vai tra gli nostri e gli antichi nostri. Non può essere che la lingua sarda debba sparire a Ici. I sardos, fonti sardos, che fueddano la lingua sarda. Lo sardo nasce in Sardegna e non deve morire in Sardegna. Si voleva fare in maniera che il Parlamento di Roma possa acquisire la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie, di maniera che il sardo possa ottenere il proprio livello di amparo sul francese in Badi di Aosta, del tedesco in Trentino Alto Adige e del sloveno in Friuli Venezia Giulia. Io credo che la lingua sarda sia meda importante. Io ho potuto questa buona sorte di crescere con i nonni miei e di questionare ogni giorno, scetti in sardo con issus e poi sto cercando a pago di fare proprio cosa con un figlio mio che tiene 17 anni. Io credo che la regione nostra, sul modo nostro di essere, sul modo nostro di si propone sul mondo sia direttamente collegato sul fatto che noi recuperiamo e questioniamo bene questa lingua nostra. Il nostro Stato tiene grandi capacità e grandi potenzialità può cercare a solo di aiutare di vari e di cercare di migliorare questa situazione economica della terra nostra, che è stata troppo tempo abbandonata, troppo tempo bistrattata sul governo nazionale. Limba o lingua è uno strumento umano per il suo popolo sardo. Il suo popolo sardo è un popolo, è una nazione. Tocca da imparare in mezzo a scuola, se non sono su Ghibio, su 100 anni, non c'è adesso i Bruce, quindi tocca da combattere da imparare a scuola, se non non ho fatto nulla. L'esaltra battaglia fu tutto del retroguardia. Questa della lingua è la prima e più importante. Basta da castiare sul statuto della Sardegna autonoma, non è manco citata questa lingua. Immaginate a che punto sei. Sono qui per testimoniare il nostro diritto a poter parlare in sardo, perché noi abbiamo una lingua con tanti dialetti, ma la nostra lingua è la lingua sarda, non è la lingua italiana. Ci hanno costretto ad imparare una lingua straniera, a pensare in sardo e a parlare con una lingua straniera. Poi il sardo è la lingua che io conosco, penso che sta bene a questo mondo. Poi è stata guardata che dopo vai a conoscere i nostri figli, poi deve lavorare in questa identità del nostro sardo. Per fortuna adesso noi ci stiamo trovando di fronte a una crescita dell'interesse generale per la tutela della lingua che è sempre stata vista però a mio parere come un diritto dei sardi, quello di poter parlare nella loro lingua nativa. Però in realtà non si tratta di un diritto, in realtà io penso che si tratti di un dovere, cioè di un dovere civico, il dovere che ciascun sardo ha di poter esprimere, di doversi esprimere nella sua lingua, diciamo la lingua d'origine, la lingua che per forza di cose da 150 anni in Italia non è più possibile utilizzare come lingua ufficiale. Quindi noi ci troviamo di fronte a un dovere comune che tutti abbiamo di far valere questa diciamo, possibilità, anche perché l'unità della popolazione è basata su una comunanza di lingua. Qualsiasi battaglia per la difesa del sardo non può che passare attraverso il riconoscimento di questa realtà linguistica.
Noi non dobbiamo essere costretti a imparare una lingua fittizia che ci viene imposta dall'alto. Questo sardo e questa è l'unica maniera di gestionare con sul sentito a sa gente di questa terra mia, del suo popolo mio. Io sono Marco Sideresi, sono sindaco di Saramanna. Se venendo noi a Poeta Sardo, che per me è importante questa valorizzazione della lingua nostra e vedo che la maggior parte dei voti sono apprezzata dai giovani in particolare e poi con questa scuola quando si impara la scelta italiano c'è sul rischio che si perda questa lingua nostra e questa lingua è parte delle identità, quindi un evento come il questo secondo me per me è importante, tocca valorizzare e specialmente i sindaci come noi devono partecipare e devono fare qualcosa per valorizzare. In mei 2 anni che mi guardo del mandato, io spero di fare altri eventi come questo, in modo da fare sempre, da poter via questa lingua sarda, e cercare di in molti giovani in particolare che possono sempre più utilizzare questa lingua e cercare con un metodo alternativo per combattere sul spopolamento e questo è uno dei gusti, preservare questa identità nostra. Il problema per me è che oggi i spicciocchi non solo non da gestione, ma manco da comprendere, che è ancora più serio come problema. Quindi io devo fare in modo di andare a insegnare o a imparare, a far imparare i spicciocchi in scuola questa lingua che gestionante babbo nostro e bisogno nostro. Poi tan sardo, poi non è strano sono da nostra. Questa lingua, come l'incontro, è definita come questa infrastruttura immateriale da importo che dà in popolo. Noi sappiamo questa infrastruttura immateriale, a parte da figlio nostro, quando noi non ci siamo preso. Poi questo sardo deve entrare in scuola. Questa scuola è sul luogo delle autorità, può imparare cose a questa gente. E sul luogo abbiamo proprio le questioni che questa società considera di importo. Questa casamatta che nella regione si ci dà pure a subento, e tornare con il gusto, che il sardo è questa lingua dell'atti, questa lingua nostra, e fa parte di questa regione nostra. E che non si gusta sul rischio di questa società nostra e non meda. Saluti, se Stefano Cherchi, se ho venuto a Gustattovio può rispondere a questa pregunta, voi in sardo. Io sono interessato perché tutta questa questione di questa scuola, poi in sardo deve essere questa scuola nostra, poi questa scuola sadra deve essere sadra e sta noi che non fai a tenere questa lingua in forza di questa scuola. Io mi sono strovato me da vai a INAS didattica per questa scuola e poi ho fatto su maestraggio con il professore Blasco Ferrer di questa didattica in sardo e mi sono trovato a fare i INAS. I INAS hanno avuto di importo poi che era del libro, che era di questo strumento, e più non abbiamo potuto imparare mai bene a studiare questa lingua sarda. Chi parla il sardo, chi cerca di parlare il sardo, parla un sardo italianizzato. Quindi io vorrei prendere spunto da questo progetto di oggi per cercare di fare qualcosa anche a Bugerru, perché ritengo che la lingua sarda sia la lingua di tutti i sardi, quindi anche la lingua di Bugerru. Quindi vorrei sensibilizzare innanzitutto i ragazzi delle scuole a prendere in qualche modo prendere atto dell'importanza della cultura della lingua sarda. Grazie alla battaglia per la lingua che ha ridato ai sardi l'orgoglio dell'appartenenza ad un popolo, ad una nazione come quella sarda, che ha espresso in passato una grande cultura, perché la lingua sarda era una lingua prestigiosa, perché la lingua è identità, è sardità. Se noi perdiamo la lingua non siamo più niente, non siamo assolutamente niente. Noi con quella lingua
possiamo ridiventare quello che eravamo un tempo. Se i sardi prenderanno coscienza di aver avuto una grande cultura, dal momento che hanno espresso 3 grandi civiltà. Sono qui perché sono convinto che la lingua sarda è un veicolo fondamentale e che si può parlare in sardo, si può studiare in sardo e addirittura ormai è scientifico che chi conosce la lingua materna impara rapidamente tutte le lingue del mondo. Perché il sardo è la lingua dei sardi e rappresenta l'unica possibilità veramente per garantire la memoria storica di un popolo. Una volta che muore la lingua di un popolo, il popolo è morto. Il sardo attualmente non è nello statuto come lingua ufficiale della Sardegna, ma può esservi inserito attraverso la semplice modifica con l'aggiunta di un comma dell'articolo 13 del nostro statuto. Dico nostro perché io risiedo in Sardegna, quindi sono anch'io cittadino sardo. Il sardo andrebbe anche obbligatoriamente fatto parlare nelle pubbliche amministrazioni, andrebbero obbligate le pubbliche amministrazioni a rispondere al cittadino sardo anche attraverso la lingua sarda. Ma questo sarebbe la naturale conseguenza della immissione del sardo alla stregua della lingua ufficiale parlata in Sardegna, con la immissione e la modifica dell'articolo 13 dello statuto. Si spenderà un sacco di dinari, 800.000 euro se può salire il numero 13, altro dinari può salire 482, ma a Savini sa ricaduta a pizzo dei spicciocchetti esti appena su 3%. Quindi noi ci vogliamo o imperiamo 800.000 euro su esperti esterni, esperti interni, potrà ballare a pizzo del su 3% dei spicciocchetti status. È sul momento che la lingua sarda brintiri in scuola dei supportari principali, cioè dei per entrare, doni a dire, a su manco su 2 o 3 ore di sta gira, può arrivare dopo una variche anni a su 50% di lingua sarda e su 50% di lingua italiana, farendo sia la grammatica che letteratura in sarda e farendo le lezioni con su sardo veicolari. Desinuncasa su sardo a Capa del Morri. Saluti, sono Ivo Murgia, sono accabato di vago a Tobio, oita in sardo, noi sul Lazzaretto di Santa Riesa. In Castello sono contento me perché questa sala via plena e si sono stentato 3 ore e mezzo, non è facile appoderare 3 ore e mezzo, non è che c'è domanda di bolliscire questa situazione del Susardo. Io ho schizionato di tutto, tutte le cose, le schizioni si prumana del Susardo. È bello e giusto fare a Tobio su di aici, serbidi andi vai. Susardo deve vivere in suo mondo di oggi, con le cose di oggi, mass media, a radio, televisione, di now, scuola e comunicazione, punti, 2 scambas, anche a deve camminare su Susardo in suo mondo di oggi. Devo aggiungere una cosa, si servono 2 cose per mandare in avanti questa lingua sarda. Uno è la normalità di questa lingua. Noi come sardo teniamo su diritto di podi vivi e di vivi con su sardo tutte le fasi di questa vita nostra. È una questione di ormai di normalità, di come è normale in tutte le lingue del suo mondo. A tenere in scuola, a tenere in televisione, a radio, a poi studiare, traballare, a relatare con i enti pubblici, le amministrazioni, tutto in sardo. E fino a fare traduzioni in sardo. Come ti vai in italiano pure, in Italia è tutto tradotto e poi tutto è normale. Noi dobbiamo pretendi e bolli questo pure, posso sardo. Altra cosa che dobbiamo fare, dobbiamo capire su sardo a un'immagine vincitore in questa società, un'immagine nuova, fresca, giovane, dinamica, culta, arta, di prestigio. Vuoi che su sardo sta capire un'immagine di anticorio, di beccio, di poporesa, di bambini verdidi, che su sardo sta capire un'immagine di orranai vincitora in questa società, a personaggi vincenti in questa società, in santo e ho vinto, non so pure. Ecco, questo è ciò che dobbiamo fare. Intanto si può attaccare questa lingua mia e stessa che mi piace di usare fuori dai, non è una questione di precedi,
documenti mi intendo quando da questione, documenti intendo che questionano con me in sardo. Sono stato più amico, più accanto, più di famiglia. Io ho una idea che sia più a istrinto a capiare a suo popolo che è suo popolo mio volo. Poi da per questionare tutto, poi gusto, poi da questionare a te una lingua, a i segnali più forti possibili di appartenenza a una comunità, anche ad ognuno si intende di difendio e difensori dei altri. Tocca da ai sciri che noi e tutto potevamo essere fra i cattolici del suo determinio nostro, che potevamo decidere noi adesso su tempo che era venni, i tantessi anni, i disi, i ore che avvenni, con noi e poi il figlio nostro, questo che io so l'assai.